4 centri estivi sono stati chiusi per casi di positività al coronavirus sull'altopiano. Le indagini epidemiologiche sono partite dopo il riscontro di 2 casi positivi ai centri estivi del comune di Roana e per esattezza nelle frazioni di Canove e Cesuna lo scorso martedì 13 luglio. Sono stati rilevati tramite un test rapido, quindi un test non molecolare per il momento, e subito la cooperativa Il Faggio, che sta seguendo e cura l'organizzazione di centri estivi, e il comune partecipa comunque con un contributo, ha attivato subito la sospensione delle attività in via precauzionale. Adesso staremo a vedere come si evolve con i test molecolari. Lo scopo in teoria dovrebbe essere proprio quello di rilevare anche il tipo di ceppo del virus che si è manifestato. In questa fase di emergenza e di attesa, come si sentiranno le famiglie dei 50 bambini che si trovano in quarantena fiduciaria? Non abbiamo sentito particolari lamentele e neanche particolari stati di confusione, nel senso che ci si può aspettare che un caso positivo possa emergere, anche perché al di là delle attività strettamente controllate poi c'è anche una vita esterna, sia dei bambini, sia delle famiglie, sia degli operatori. All'inizio di giugno l'Ulsette Pedemontana aveva organizzato delle sessioni di vaccinazione per gli operatori dei centri estivi, promuovendo anche all'inizio di luglio l'attività di screening mediante tampone. L'altopiano ha vocazione turistica e quindi abbiamo ovviamente spinto anche insieme alla Confcommercio e via dicendo, insomma, l'apertura di queste liste che comunque hanno avuto un buon riscontro, cioè moltissimi operatori turistici sono venuti, poi verificare se la totalità, il 100% è impossibile, ma comunque abbiamo avuto un bellissimo afflusso di persone. Anche adesso volendo si può fare il vaccino. Bisogna vaccinarsi sia per la tutela propria della propria famiglia, ma anche nel rispetto degli altri. Per cui l'invito è sempre aperto, noi siamo qui, il centro è operativissimo, ci sono posti disponibili, per cui cerchiamo di vaccinare quanto più possibile.